Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra domenica dedicata alla politica, il punto, ritorniamo in diretta. Intanto grazie a tutti i nostri telespettatori, domenica scorsa ascolti incredibili, ascolti a record anche per la nostra trasmissione, quindi grazie, ma sempre meglio, ogni domenica meglio, quindi insomma speriamo anche stasera con i nostri ospiti di poter ribadire questo appuntamento domenicale successo nelle televisioni dei siciliani, c'è il punto per parlare di politica, tra l'altro in un momento molto particolare, un momento delicato perché a fine maggio, come sapete, si andrà al voto per rinnovare consigli comunali e sindaci in 128 comuni siciliani, quindi insomma tra questi sono anche 4 capoluoghi di provincia, sono Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani. Stiamo approfondendo ovviamente la questione Catania in tutti i suoi aspetti e quindi oggi, stasera, vi anticipo già qualcosa, avremo 3 candidati a sindaco di Catania, alla poltrona di sindaco di Catania, 3 candidati cosiddetti outsider, indipendenti. Adesso scopriremo le loro proposte politiche, impareremo a conoscerli. Abbiamo visti un po' sui manifesti per chi vota ovviamente a Catania, ma insomma non li abbiamo sentiti parlare. Questa sera sarà l'occasione buona per farlo. Poi 6 mesi di governo Schifani, faremo il punto con l'assessore all'economia Marco Falcone, tra l'altro un ruolo molto delicato questo per tutte le vicende che ci sono state attorno a questa questione dell'economia alla finanziaria, insomma, quindi approfondiremo con lui, ma racconteremo anche il nuovo corso di Forza Italia, anche con nuovi ingressi. Avete sentito, è arrivato proprio ieri all'interno di Forza Italia anche Giancarlo Cancelleri, ex sottosegretario, vice ministro del Movimento 5 Stelle. Ancora la questione del flash mob di Paternò contro La Russa, anzi a casa di La Russa, ha regalato un libro di storia alla Russa perché insomma la questione del fascismo, antifascismo, Costituzione ce la racconteranno anche in diretta. Il sindaco di Paternò, che è stato suo malgrado protagonista di una vicenda diciamo proprio a Paternò, ha coperto i manifesti di questo flash mob, e chi ha avuto i manifesti coperti? Ovviamente il Partito Democratico. Poi avremo anche Vittorio Sgarbi nella nostra trasmissione, insomma come sempre un ricchissimo parterre di ospiti. Allora vi ho anticipato un po' il menù della serata, adesso prima di vedere i primi ospiti, di sentire parlare dei primi ospiti, la copertina come sempre curata da Ottavio Longo ha fatto un po' come dire un ricamino alle amministrative a Catania. La copertina e poi i primi ospiti. Eccolo qua, l'intervallo è il racconto, diciamo, di un quadro che è quello di Catania, insomma tra mille problemi, ma che è fermo ormai da anni. Allora ce lo faremo raccontare anche da chi ha voglia di governarla questa città. Prima di intervistare gli ospiti che sono arrivati qui in studio, volevo salutare Totò Calì, che come sempre ci accompagna in questa trasmissione. Ciao Totò! Buonasera a tutti, ciao Luca. Oggi come sei? In forma? Sì, se vuoi ti faccio vedere subito qualcosa. Subito una vignetta, vai, subito una vignetta, prima dei nostri ospiti. Catania, vista la drammatica situazione... Aspetta, mettiamola in grafica, un attimo. Ecco. Mettiamola in grafica. Catania, vista la drammatica situazione, i voti recapitateli direttamente a Lourdes. Eccolo qua, quindi Catania in brutte acque. Allora, ne parleremo oggi, ve li presento, poi li intervisterò ad uno. Vi presento Giuseppe Giuffrida, eccolo qua, lo inquadriamo, eccolo qua, Giuseppe Giuffrida. Buonasera Giuffrida. Buonasera. Adesso ci dice chi è. Maurizio Loritto, buonasera Loritto. Buonasera a tutti. Lo inquadriamolo, anche qua, eccolo qua. Maurizio Loritto, Vincenzo Drago, eccolo qua. Anche la partita. Adesso ci dite quali sono i vostri movimenti. Allora cominciamo l'intervista, non c'è un confronto, lo dico per i nostri telespettatori, vogliamo solamente conoscere in questa fase, diciamo, le idee, il progetto, un programma, se esiste, per Catania da questi candidati. Soprattutto vedremo, e questa è una provocazione, una sollecitazione che faccio a tutti e tre i candidati, vedremo
chi arriverà fino alla fine, perché come sapete dal 28 al 3 maggio si presenteranno le firme, quindi chi presenterà le firme per suffragare, approvare questa candidatura andrà avanti, chi non presenterà le firme andrà indietro. Allora partiamo con il candidato Giuseppe Giuffrida. Buonasera Giuffrida. Buonasera. È un avvocato? Sì, civilista. Allora, intanto che fa? Cioè, con chi si presenta? Io mi presento da solo. C'ha una lista, no? C'è una lista, Una certo, lista, è chiaro. presentati i Da candidati, solo, tra nel l'altro. senso che abbiamo 26 candidati consiglieri comunali che condividono il programma, che è quello appunto di innanzitutto della legalità. Noi vogliamo restituire legalità a questa città che oggi ha perso veramente questo valore, perché vediamo proprio sotto gli occhi di tutti ogni giorno che ognuno può fare ciò che crede oramai. E vogliamo soprattutto... Allora il titolo, lo dico alla regia, risistematelo perché avete digitato probabilmente male, però insomma Catania equa, partecipativa e sicura, quindi questo è il, il claim della sua candidatura. Esatto, quindi partecipativa, infatti ho già detto equa, partecipativa, perché oggi è un dato inconfutabile che la cittadinanza è completamente lontana dall'amministrazione, quindi la sente qualcosa di lontano e che non l'appartiene, e quindi crea questa frattura e oggi noi vogliamo assolutamente recuperare questo rapporto tra l'amministrazione e il cittadino. Ogni scelta deve essere condivisa, fermo restando che poi ovviamente l'amministrazione dovrà prendere le proprie responsabilità nella scelta, ma deve ascoltare. I cittadini si devono sentire protagonisti, devono essere ascoltati, partecipare e collaborare, anzi io direi che proprio è un dovere che i cittadini dovrebbero una collaborazione. Tra l'altro tra i suoi, come dire, si dice sponsor in politica, sì, no? Si dice diciamo così, ci sono stati alcuni ex ministri del sì. Movimento 5 Stelle, Sì. vado a memoria, Morra, Barbara Lezzi, Esattamente. l'altro giorno è venuto anche a sostenere la sua candidatura Antonio Ingroia, che fa parte insomma di un mondo di sinistra. Non è un mistero che lei fino a qualche settimana prima sosteneva anche in qualche modo una candidatura del professore Maurizio Caserta, diciamo come figura, no? No, effettivamente non è così, cioè io non ho sostenuto candidature, ho invitato... ufficialmente. Ecco. Diciamo che io ho invitato il professore Caserta a un incontro che si è tenuto il 12 marzo sulle prospettive di Catania da qua al 2030, ma l'ho invitato riconoscendogli le sue qualità di professore di economia, che sono indubbie. Ma né lui quindi nessun sostiene, ha fatto bene a precisarlo, perché poi insomma... No, ma è giusto per una questione di chiarezza, né lui voleva fare lo sponsor mio, non gliel'ho chiesto, quindi... Senta, ma si può collocare la sua candidatura, diciamo, in uno schieramento politico, in un'area politica? Sicuramente progressista, questo è sicuro, però io per mia scelta ho voluto mantenere un po' le distanze dai partiti politici, perché io credo che è un fatto indiscutibile che i partiti politici hanno portato la situazione di degrado in cui versa Catania. Parliamo ovviamente non solo dell'ultima amministrazione, ma anche possiamo andare a ritroso, e hanno creato questa disaffezione dei cittadini verso il voto, e l'astensione che ormai è notoria, che supera il 50%, chiaramente ne è il dato e la conferma di questo dato. Quindi io mi rivolgo soprattutto alle persone che hanno perso forse la speranza, ma non la dobbiamo perdere, perché oggi la rassegnazione è proprio il sentimento che noi non dobbiamo assolutamente far vincere, perché la città ha bisogno invece Senta, Giuffrida, allora intanto invito i nostri telespettatori se volete potete anche scrivere se avete delle domande per questo o gli altri candidati al nostro numero 342 745 5005, il numero lo vedete anche in sovraimpressione, questo è diciamo la comunicazione di servizio. Ecco, teniamo sempre il titolo perché insomma questa è la parte che riguarda Giuseppe Giuffrida. Allora, Giuffrida, intanto c'è una notizia proprio degli ultimi momenti, si ritira uno di questi candidati, allora dicevamo prima, si ritira in questo caso Riccardo Tomasello, che va a convergere sulla candidatura di Maurizio Caserta. Aveva presentato una lista, quindi questa lista sarà con Maurizio Caserta e l'Ora del Popolo. Diciamo, prima ho fatto anche una sorta di provocazione, chi arriverà fino alla fine? Diciamo, lei è strutturato per arrivare fino alla fine? Allora, io ho creato questo, non faccio nessun mistero, io non ho nessuna esperienza politica alle spalle. È una scelta che nasce proprio dall'amore per la città, quindi ho voluto mettere il mio impegno, sopportato ovviamente oltre che come ha detto lei, gli sponsor di cui ha fatto cenno, ma anche da un nutrito gruppo di cittadini che vogliono appunto riappropriarsi di questa prerogativa dei cittadini
Senta Giuffrida, le faccio qualche domanda, perché Sì. sennò poi il tempo, diciamo, se rischiamo di ridirci sempre le prego. stesse cose. Diciamo, ma sui temi, diciamo, più importanti della nostra città, no? Sicurezza, ordine pubblico, rifiuti, viabilità, avete delle idee? Lei Certo. ce l'ha già un programma? Perché fino adesso ne abbiamo visti pochi. Allora, programmi. guardi, io credo posso dire che il mio programma è già dall'11 di febbraio, già pubblicato sul sito, quindi... Dove bisogna andare? Lo dica. Sul sito Giuseppe Giuffrida Sindaco. www.giuseppegiuffrida.it. Facebook, sì, Poi, potete su trovare Facebook. tranquillamente il sito, quindi l'ho già fatto in tempi non sospetti ed ho cercato anche di, come dire, ufficializzarlo, di esporlo alla cittadinanza, proprio perché è su questo che bisogna, diciamo... Quindi stranamente lei, al contrario di altri, parte dal programma per presentare. ma direi si che dovrebbe fare così, diciamo. mi sembra che sia il giusto, Sì, perché le persone si devono dovrebbe essere fare. rese dotte. Ah, ci dica, per sicurezza per esempio, cosa avete... Lei che cosa fa nella vita? Fa l'avvocato? Ad avvocato civilista. Fa l'avvocato civilista. Certo, la sicurezza sicuramente è uno dei Ma problemi. ci dica la ricetta, cosa vuole fare? Subito, per esempio, se lei domani diventasse sindaco di Ovviamente subito, cioè bacchette magiche non penso che ne abbiamo nessuno, quindi è chiaro che la prima cosa da fare è come dire, monitorare quindi il corpo di polizia municipale, sollecitare le forze di polizia a essere più presenti nella città, perché al di là della questione della carenza di organico, che sicuramente è un fatto inconfutabile, ma è chiaro che ci deve essere anche un maggiore coordinamento. Potremmo istituire anche delle videosorveglianze, dei sistemi di videosorveglianze in alcuni punti anche strategici della città, che possono tenere anche la sicurezza, diciamo, controllare e garantire la sicurezza dei cittadini. E poi chiaramente incominciare a sensibilizzare anche le persone a questo principio di rispetto di legalità. Senta, rifiuti per esempio, che è un altro dei temi. Rifiuti non solo, diciamo, conferimento, che è quello che riguarda i cittadini, ma anche la gestione. Ha sentito, no? Cioè, adesso siamo in una condizione come comuni, diciamo, in Sicilia stiamo rischiando il default perché mandiamo i rifiuti fuori dalla E poi Sicilia con costi compriamo elevati. magari l'energia che producono. Tra l'altro poi la tassa per esempio dei rifiuti, la Tari si chiama così, è la tassa più evasa, ovviamente a Catania la paga 1 su 2 per esempio, questi sono numeri. anche Come questo- si fa qui? Cominciamo- Non c'è riuscito chi è venuto prima di lei, non c'è riuscito Voglio dire, sa, il fatto che non ci siano riusciti gli altri non vuol dire No, che ma non ci ci sarà possa... un metodo, no? Secondo lei? Ma guardi, il metodo credo che sia, cioè, se cominciamo a creare una maggiore efficienza all'interno del comune, quindi un maggior controllo nel vedere chi paga la Tari e chi non la paga, un impulso. E una volta che trova chi non la paga, cosa fa con chi non la paga? Ovviamente la legge prevede dei sistemi per ce lo poter dica, dico, perché non è recuperare la tassa evasa. Mi sembrano dei concetti, diciamo, abbastanza elementari. Però dico, lei lo sa, Sì. dico, che molto spesso la evadono anche per famiglie che hanno poco, diciamo, o nulla per nulla reddito, quartieri popolari, insomma è difficile, Allora, no? noi- Non è, diciamo, sulla carta sembra molto facile. Allora, noi abbiamo anche previsto una possibilità, che è quello diciamo la legge prevede la possibilità che chi non può pagare può anche scomputare il debito con un servizio prestato a favore della collettività. E questa è una legge dello Stato che ovviamente non sempre forse viene, come dire, molto... Mai, anzi, credo mai, no? Esatto, ma ci sono comuni che Credo già da mai. tempo lo hanno applicata. Chiaramente si può anche come dire, incentivare anche, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il conferimento chiaramente porta chi più conferisce meno paga. Anche questo è un fatto premiale per cercare di incentivare, quindi da un lato diciamo, un maggior smaltimento dei rifiuti e dall'altro come dire, un risparmio nel pagamento della tassa. Senta, le faccio le ultime due domande. Prego. Poi, c'è un punto caratterizzante del vostro programma, c'è una cosa che state lanciando voi come idea, anche come iniziativa, una cosa che potrebbe essere anche, come dire, potrebbe andare a favore anche di chi, se non dovesse essere lei il primo cittadino, diciamo, un'idea, un progetto che regalate anche alla città in questo caso. Ma guardi, io credo che già dobbiamo noi puntare sul modo come amministrare, perché i programmi, dico più o meno, si possono anche in qualche modo, possono essere anche simili tra gli schieramenti. Il problema è come vengono attuati questi programmi. Quindi io credo che ritorno sul punto della partecipazione e della condivisione, che è quello di cui oggi la città sente la maggiore mancanza.
perché oggi, ripeto, molte scelte sono state imposte, sono state dettate a tavolino, ma la cittadinanza non ne ha saputo nulla, se le è trovate, diciamo, confezionate senza nessuna, diciamo, appunto, informazione. C'è una domanda che la faccio a lei, ma la faccio poi anche agli Certo. altri, ovviamente devono anche il tempo di rispondere. Chi dei tre pretendenti a sindaco nel suo programma l'aiuto verso chi purtroppo si trova a dormire in strada, e come si intende risolvere la questione l'aiuto in strada, per esempio, per per esempio, già noi avremmo una soluzione rapida recuperando tutti gli immobili comunali che sono oggi assolutamente inutilizzati, chiusi, potrebbero essere in parte adibiti proprio al ricovero delle persone che hanno bisogno, delle persone che vivono per strada, e questa sarebbe, credo, una ricetta di facile attuazione, non richiederebbe, credo, grandi impegni né economici né diciamo di tempo. Allora, Giuffrida, il nostro tempo a disposizione è scaduto. Lei resti qui, ovviamente, cioè, adesso ci facciamo poi una chiacchierata. Non ho voluto io nessun confronto, ovviamente, perché magari lei però sarà disponibile se qualora dovesse andare avanti a fare un confronto con tutti i candidati. Con piacere, assolutamente, no, certo. Quindi registriamo la sua adesione. Allora, le faccio la domanda perché poi noi montiamo anche un video su queste cose. Quindi, insomma, Giuffrida, lei è disponibile a fare il confronto con gli altri candidati? Ma assolutamente sì, anzi sarebbe lieto. Beh, benissimo. Allora, grazie a Giuseppe Giuffrida. A voi, Giuseppe Giuffrida, sindaco, sì. diciamo, il claim, no? Il simbolo che l'accompagna. E passiamo a un altro candidato. Adesso accanto a Giuseppe Giuffrida in questo momento c'è Maurizio Loritto. Maurizio Loritto rappresenta la lista C21. Movimento Italiano C21 è il nome del partito delle partite IVA. Il nostro simbolo reca appunto anche questo claim, Movimento Italiano C21, partite IVA. Allora, lei in ordine, diciamo, di apparizione è l'ultimo arrivato. Anche lei, ovviamente, faccio la sollecitazione, vedremo se arriverà anche dopo il 3 maggio, perché quella è la data, no? Come siete messi intanto a raccolta firme, sosteniti? Quasi la metà. Quindi quasi la metà. Insomma, abbiamo in questi giorni adesso l'ultima settimana praticamente. Sì, perché questo è il grande vulnus della democrazia, questa legge elettorale che quando i partiti sono all'opposizione contestano, quando poi vanno in maggioranza tutti si dimenticano di cambiare la legge elettorale. Ricorderete che quando fu fatta quella gran porcheria del taglio dei parlamentari, tutti dicevano no, subito faremo la legge, non hanno fatto niente, e siccome le firme, vede caro Ciliberti, lei giustamente fa la stilettata, no? Dice, no, ma quale stilettata? No, certo, vediamo chi resterà, ma vediamo chi resterà in un mondo media in cui noi magari riusciamo a difenderci con i social, è il mio lavoro, se lei mi chiede che lavoro faccio, io sono un social media manager. Non gliel'ho chiesto però. E glielo dico io. Vabbè. Io e Luca abbiamo un teatrino, facciamo finta che darci del lei. Dunque, questo risale ai tempi delle mie battaglie a Roma, ricorderete tutti, da Roma è tutta a voi studio, no Luca? Quindi noi siamo qui per portare un po' di verve a queste. Beh sì, in ogni caso avrò dato il mio contributo, magari stasera adesso con le mie domande, con questo mio breve intervento faremo un po' divertire il pubblico. Chi sono questi partite IVA? Chi sono questo movimento C21? Se non lo sai tu chi sono le partite IVA? Le partite IVA sono artigiani, commercianti, imprenditori, professionisti. Le partite IVA sono quelle 20.000 persone che il 10 ottobre del 2020 mi sono ritrovato davanti a San Giovanni a Roma, e vi assicuro che non è stato facile affrontare 20.000 persone. Io che sono abituato a parlare in pubblico mi sono chiesto, e ora chi si ci gundo? Però qual era il motivo? Il motivo era quello ovviamente della nostra protesta alla pandemia e a tutte le conseguenze di quelle disastrose e inopportune leggi. Ok? Vuoi sapere cosa mi è successo una notte proprio qui a Catania? Così facciamo ridere. Si faccia una domanda e si dia la risposta. No, ma è successo che mi hanno fermato a me, mia moglie e il bambino Dorian Attila, sai, mio figlio 4 anni, che allora aveva 2 anni, e come se fossimo, non lo so, dei delinquenti, perché mia moglie è arrivata in ritardo da Palermo e quando io alla gente dissi, che saluto affettuosamente perché si trattò di un malinteso, no? Dissi, era la patente di mia moglie, stavo e porgevo la documentazione. E lei a mezzanotte che ci sono l'autoscola aperti, è successo l'inferno. Io ho cominciato a gridare come non stesso. Torniamo al programma, Loritto. No, non dobbiamo invece, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché è da lì che noi arriviamo, Luca. Noi arriviamo da queste battaglie, noi arriviamo dalla piazza, noi arriviamo da 3 anni di politica attiva sul territorio. Certo, fatta a Roma più che in Sicilia, però in Sicilia è la mia città, Catania, adesso sono qui a
e non ti, come dire, non ti sbarazzerai tanto facilmente di me. È facile, sì, è possibile che non arrivi a fare il sindaco. Anzi, ti dico un'altra cosa, proprio ma oggi ho non è incontrato... importante, l'ho detto, insomma, non è importante arrivare a fare il sindaco. Ho incontrato Peppino Lipera, grande avvocato Lipera. Perché? Perché comunque, al di là dei tecnicismi, ha detto una cosa saggia. Io sono lì per parlare con lui. Chi lo sa, potrei anche decidere, va bene, di fare un apparentamento con Peppino, piuttosto che con Vincenzo, piuttosto che con l'avvocato Giuffrida. Però il mio impegno rimane. Quindi questa storiellina. Okay. E però vediamo chi rimane. Loritto rimane, ve lo dovete sopportare fino a quando non tira le cuoia. Grazie. Parliamo un po' del programma. Ce l'avete il programma? No, ci abbiamo di più, perché qui si sono sentite solo emerite cretinate. Qui, tutti quelli che sono arrivati qui, scusate, no, naturalmente, tranne i miei colleghi, perché noi qui... Presenti esclusi, no, perché noi presenti esclusi. Ciliberti, presenti esclusi, doverosamente, anche perché ho un apprezzamento per l'avvocato Giuffrida, e io che non sono di sinistra, e la sinistra la disprezzo perché non mi piace come ha governato, non sono certamente uno di sinistra, non ho quello. Se io fossi di sinistra voterei l'avvocato Giuffrida, se io avessi un altro tipo di orientamento potrei votare Vincenzo Drago. Sicuramente non voto la sinistra, che si presenta a dire che cosa? La Costituzione antifascista, quando non c'è niente di cui parlare, l'antifascismo. Ma antifascismo di che cosa? Quando a Catania, caro Ciliberti, in questo momento stiamo tutti rischiando la pelle. Perché? Perché nessuno lo dice. Allora, la prima cosa da fare in questa città, d'accordo? È quella di intervenire subito nell'edilizia, sull'edilizia, la messa in sicurezza della città. Sai che questa sollecitazione, dico, abbiamo vissuto un terremoto nei giorni scorsi, questa sollecitazione è ritornata nuovamente, l'abbiamo detto anche noi, no? Se ne parla solo in queste occasioni, diciamo, è ritornata dai geologi, dai tecnici, dai costruttori. Sì, ma non è che dobbiamo aspettare il terremoto per parlare di questo. Quindi questa è una giusta sollecitazione. Non è che dobbiamo aspettare il terremoto per parlare di questo, perché l'edilizia, cari signori, quando si presentano tutti i nostri amici della destra, della sinistra, che reiterano sempre le stesse cose, cioè, ma voi vi rendete conto? Tu chiami un'azienda a casa di idraulica, va bene? Questa ogni anno, per 10 anni, per 20 anni, per 50 anni, reitera gli stessi errori, ti taglia la luce, non ti fa arrivare l'acqua, ti allaga la casa e ogni anno si ripresentano. Queste sono partite IVA, però, attenzione. Cosa? Sono partite IVA questi. No, sto parlando, in questo caso, non fare il marpione con me, allora, sto parlando della solita destra e della solita sinistra, che ogni anno ripropongono la stessa solfa durante le elezioni e si riavvitano negli stessi problemi. Perché? Picchi su, scassi, Chiaro, questo per comunicare anche con la signora Maria. Signora Maria, le spiego una cosa riguardo l'edilizia. Ma poi l'edilizia. ce l'avete un programma, però dico, chi vuole conoscere le vostre idee, ce l'avete un programma, voi, Movimento... Ascolta, non ci casco con queste domande, non ci provare con me, Luca. No. Il programma, innanzitutto, no, assolutamente. Allora, dovete sapere che Luca è anche un pochettino così in competizione con me, perché io ho intervistato Federico Rampini con tutte le bedelle in diretta da New York. Tu l'hai intervistato, Federico? Non avevo avuto il piacere. Non hai avuto il piacere. Tu sai cos'hai tu dei social? Dei soggetti che oggi su Facebook scrivono: ma chi è sto Loritto? Dei soggetti che commentano sul tuo profilo: ma chi è sto Loritto? Ma perché deve personalizzare? Ma e valla a vedere che Maurizio Loritto. Ma perché deve personalizzare questa cosa? No, la personalizzo perché questo è il modo balordo. Sta facendo il candidato al sindaco di Catania. Io sto facendo il candidato al sindaco di Catania. Stasera sono qua per farmi conoscere. Facciamoli conoscere. Ma detta così. Te lo dico alla siciliana, perché io sono in grado di interloquire con l'avvocato Giuffrida, con l'avvocato Drago, dei massimi sistemi, ma sono anche in grado di parlare alla signora Maria, alla quale dobbiamo spiegare, se mi consenti, visto che ho questi 10 minuti, me li prendo per quello che posso. Cara signora Maria, come funziona con l'edilizia? Deve sapere che nel 1981 in questa città è stato perpetrato un crimine. Degli studi professionali di ingegneri, eccetera, di quel tempo, delinquenti, si sono affrettati si sono affrettati a presentare dei progetti prima che entrassero in vigore le nuove norme sismiche. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una città che si regge in piedi su dei calcoli fatti per il calcolo della resistenza verticale, la forza di gravità. Forza di gravità, forza peso, che differenza c'è, Ciliberti? Nessuna, glielo dico io. La forza di gravità e la forza peso sono praticamente quanto resiste un manufatto per il carico, ecco, quello famoso della forza di gravità. Il problema è che quando arriva un terremoto, queste sollecitazioni... Cosa farà lei? Ho fatto quello che nessuno finora ho sentito fare. Ho chiesto a degli ingegneri specialisti nella messa in sicurezza cosa si può fare.
Vincenzo, cosa si può fare? E che cosa si può fare? Allora si può fare che innanzitutto c'è un piano casa che dà una premialità del 35% se tu demolisci e ricostruisci. Benissimo, alziamo questa premialità, perché in questa maniera il comune Ma non è una ha cosa degli comunale, incassi. cioè non è Come è una cosa comunale? Perché gli oneri di urbanizzazione e le tasse relativamente all'aumento di cubatura chi se le prende? Mia sorella? No, perché no, già, anche perché se le non prende il sono comune. figlio unico. E allora come funziona? Guardate la magia dell'edilizia, perché nessuno risponde dove trovate i soldi. I soldi sono in due grandi direttrici. Le direttrici sono l'edilizia, che è la prima, vedi Malta, perché basta avere viaggiato. Io purtroppo ho viaggiato. Vengo da Marrakech, organizzo fiere all'estero, parlo un po' di lingue. Si doveva un peu parler en français. A proposito, oggi è l'Aid, Aid Mubarak Said. Va bene, andiamo. Allora, Il tempo stasera. posso? Ok, quindi Bene. l'edilizia è il primo asse. Poi- Sull'edilizia possiamo Ma non tutto solo l'edilizia, c'è un incassare programma fondato sacco di sull'edilizia. soldi. Sull'edilizia possiamo incassare un sacco di soldi, tali da sistemare il bilancio del comune. Perché? Perché c'è il piano casa, quindi alcune leggi già ci stanno, altre possiamo. Però qual è il problema di questi politici? Quando io sento parlare Enrico Trantino, per carità, certo, bravissimo, ma anche io sono bravo, che bravo, tutti siamo bravi, qui ci sono delinquenti, penso di no. Allora, siamo tutti bravi, ma tra essere brave persone e avere la capacità di governare, ne corre perché? Perché Enrico Trantino, sai che cosa c'ha? Le mani legate. Le mani legate dal dare conto a tutte le liste che lo sosterranno. E c'è il manuale Cencelli, di cui io sono stato anche partecipe. Quando mi sono presentato con Salvo Pogliese, ho preso 13 voti perché ho indossato la lista in buona fede, e poi Salvo Pogliese mi disse: ma tu hai preso 13 voti, chi può fare? Non ti può demorare i nendi. No, non ti può demorare i sì, nendi, non mi vanno a dare i nendi, Luca. Bene. Però è stata una battuta, ok? È stata una diciamo battuta sul una manuale cosa. Cencelli. Qui in vedete, questo aspetta. studio mi devo consumare questi 10 minuti, cari Ma guarda, amici. 10 minuti sono finiti. C'è Non sono qualche finiti, secondo. sono finiti, non credo. Qualche secondo. C'è. Va, Porca avanti, miseria. dai. Allora, proprio Lombardo parlava di spartizioni. Il grande presidente Lombardo, che saluto e mi fa piacere e gli faccio i complimenti e Ma a tutta saluto la mia tutti. solidarietà per la Beh. vicenda umana che ha vissuto, che Beh. prescinde dalle questioni A chiudere. politiche. Dopo, se vuoi sapere come troviamo i soldi, noi sappiamo dove trovare i soldi. Allora, Ed facciamo eventualmente una lo prosecuzione. suggeriremo al buon Giuffrida, al buon Drago, a tutti quelli Al buon- che non rappresentano i partiti, che devono dare conto a Roma, e finisco, perché il problema qual è di questa disgraziata terra? Che tutto si decide a Roma. Il sindaco di Catania lo decide la Meloni, ma quando si è eletto mai? C'erano Pippo Arcidiacono, Sergio Parisi, no, delle persone eccellentissime, però è arrivata la Meloni, comanda questo. Non funziona così. Beh, insomma, è la logica Non dei può partiti, non mi cioè. piace, e No, questo è no, quello che noi no, combattiamo. no, vabbè. Beh, questo ne prendiamo atto. Sono arrivati un po' di messaggi, sindaco subito, insomma, l'hanno apprezzato, hai visto? Grazie. Quindi convincente, queste cose, va bene, anche per l'avvocato Giuffrida, insomma. Io ho detto, sono candidati in qualche modo outsider, cioè fuori dalle liste, indipendenti, fuori dai partiti. Chi però un simbolo in lista ce l'ha è l'avvocato Vincenzo Drago. Vincenzo Drago, che abbiamo visto ormai da mesi nei manifesti a Catania, lo vediamo di presenza, saranno contenti anche quelli dei social che ci scherzano un po' con, visto. con la sua non fisicità presente. Eccola qua. Lei tra l'altro si presenta con una lista che è quella del Sole che ride, si chiamava nella Sole prima nascente. Repubblica. Del Sole, Sì. no, del Sole Nascente. Sì. Del Sole Nascente. Il Sole che ride erano Sì, i Verdi. sì. Del Sole Nascente, il Partito Socialdemocratico Italiano, che tra l'altro però in questi giorni si è come dire, velocizzato e premurato a scrivere, dice che lei non rappresenta quel Partito Socialdemocratico. Allora, ci spieghi un po', Vincenzo Drago. Allora, guardi, non è così, perché il Partito Socialdemocratico Italiano, che io in questo momento rappresento in questa amministrativa, è il partito storico che nasce dopo la scissione di Palazzo Barberini nel gennaio del 1947 con l'allora leader Giuseppe Saragat, per cui non so per quali ragioni questa frangia di socialisti e democratici sia uscita da questa compagine. Probabilmente adesso, anzi sicuramente hanno creato loro una nuova compagine politica, sempre di matrice socialdemocratica, ma non è il PSD, che invece in questo momento qui a Catania Cioè, quindi rappresenta quello rappresento vero. io, sì. Quello vero, quello della prima Quello è Repubblica. quello storico. Quello della Ovviamente il prima. presidente è quello storico, il segretario del partito è Ci quello... racconti un po' la genesi di questa sua candidatura, anche qui, Allora, insomma. ma guardi, tutto, se volessi sintetizzarlo, potrei dire, sono un cittadino che è arrivato a un livello di indignazione tale per cui adesso aspiro ad essere il primo cittadino degli indignati, cioè di quelle persone indignate per non poter vivere in una città pulita, in una città sicura, in una città in cui il lavoro giovanile viene incentivato, in cui gli anziani
anziché vederli parcheggiati sulle strade o nelle panchine delle varie ville comunali, abbiano anche loro un motivo di vita, perché la popolazione diventa sempre più anziana. Una città che in qualche modo riprenda il suo ruolo principale in fatto di turismo. Io leggevo oggi delle statistiche, insomma. Statistiche, cioè è ancora una delle città più gettonate, Catania, ma solo che questi turisti arrivano qui in aeroporto e devono, per raggiungere la città, fare peripezie, i mezzi pubblici. Insomma, turismo è uno dei suoi punti, diciamo. Eccetera. Ma in ogni caso, quindi, se volessi poi riassumere tutto quello che ho scritto in questo programma. Ce lo faccia vedere, c'è il programma. Allora, io ho il programma che io adesso le lascio in anteprima, ma ancora non lo abbiamo pubblicato perché lo faremo in una conferenza stampa da qui a qualche giorno. Lei prosegue, diciamo, lei ci sarà anche dopo il 3 maggio. Io ci sarò anche dopo il 3 maggio, ma sai perché? Avete raccolto già le firme? Certo, perché siamo andati avanti con costanza di velocità. Lei la sa qual è la gara degli 800 metri. È una gara strana, perché sono 2 giri di campo, 800 metri. Se tu la fai, se tu parti sparato, tu alla fine non ci arrivi. Ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua. Certo. Noi siamo partiti galoppando, mantenendo per il primo giro lo stesso ritmo. Poi a metà del secondo giro abbiamo un attimino, ci siamo concentrati sul programma, sulla ricerca dei candidati uno per uno selezionati, e quindi sembrava che noi fossimo rimasti indietro. Ma in realtà abbiamo raccolto le energie, perché all'ultimo giro adesso c'è lo sprint, che è l'ultimo mese, quantomeno a presentare la lista. No, io questo volevo dire, quindi a presentare io lo dico ai nostri telespettatori, presentare una lista, diciamo, è un impegno gravoso, perché bisogna avere una trentina di candidati, quindi una trentina di persone che cercano, insomma, e che credono e che sposano questo progetto, che non siano solamente dei candidati di facciata. Non lo dico a tutte e tre, cioè candidati, si dice in gergo, da 0 voti, tanto per riempire la lista, ma deve essere gente che crede nel progetto. Quindi vedremo, insomma, poi cosa succederà anche a Drago. Drago, insomma, lei ha detto il turismo, la sicurezza. Io ho 19 punti. Benissimo. 19. Quali sono? Ci dica un paio di soluzioni. Insomma, cosa ha fatto di male l'amministrazione precedente, quella ancora prima, e lei non ha condiviso, su quale si potrebbe migliorare, per esempio? Allora, siccome fa legge? Questo è l'indice, guarda, questo è l'indice. Sì. No. Siccome tra le priorità c'è il rimettere la persona al centro, al primo posto, e la finanza al secondo posto, che non significa essere meno importante, ma per chi ha una visione socialdemocratica, laica e riformista, la persona, cioè la qualità della vita del cittadino, viene al primo posto. E quindi, se proprio devo parlarle di qualche punto, però lei poi mi può fare tutte le domande che vuole su quelli che sono i temi comunque classici, i rifiuti, l'urbanistica, la sicurezza, eccetera. Sicuramente c'è la sanità di prossimità, cioè oggi se tu stai male e ti devi andare devi andare agli ospedali, e hai un problema. Questa è una cosa regionale, no? Cioè la sanità, no? Sì, no, perché c'è gli ambulatori, sì, ho capito, ma il comune può benissimo interagire con la regione e fare in modo che si creino degli ambulatori, diciamo, di prossimità. Ci sono le guardie mediche, no? Ma sono pochissime, poi sono guardie mediche, cioè c'è un dottore che fa, va bene, comunque. Poi il diritto all'abitazione, cioè bisogna potenziare l'istituto autonomo case popolari. Questo è un tema. L'emergenza abitativa. Ma voi sapete cosa ne hanno fatto delle dismissioni del Santa Marta, del Vittorio Emanuele, del Ferrarotta del Bambino? Che hanno, tra l'altro, la dismissione di questi ospedali in quella zona, intanto ovviamente ha creato una hanno disfatta. fatto l'ospedale del sud della città, gli ospedali della città, poi facilmente raggiungibili, insomma. Perfetto, ma in sostituzione che cosa ha fatto l'amministrazione Pogliese? Spazi verdi, insomma, no? Appunto, ma non solo. Mancano anche questi. A Santa Marta ci verrà un ufficio della Soprintendenza ai beni culturali, cioè tutta la zona che è rimasta, diciamo, in piedi, no? Perché la prima, quella antistante, è stata divelta. All'ospedale Garibaldi ci viene il museo dell'Etna, è un'accademia di belle arti, e invece tutta una parte di edifici verrà abbattuta. E dico, con la gente che ha problemi di casa, che non riesce a pagare l'affitto. Anche questo credo che sia un tema anche questo regionale, questo delle case. No, perché il comune con delibera della giunta comunale dell'amministrazione Pogliese sono stati assegnati
questi spazi a un museo della pietra Ma lei lavica. non crede che, guardi, io faccio qualche sollecitazione, non crede che diciamo, ci sono dei temi, come dire, urgenti che trasversalmente... Vabbè, allora parliamo No, Sì. dico io, Sì. è quello che ci diciamo tutti, no? Cioè, ma nessuno c'ha poi, nessuno... Vabbè, allora parliamo dei temi che abbiamo parlato. Allora, sicurezza, perché la Catania è una città molto insicura. Ci siamo, anche quello è un questo problema di tema, no? È vivibilità. inutile che- Allora, cioè, perché temi ci sta- nuovi. perché lo sta snobbando come tema? No, sempre Cioè, ha detto parliamo di sicurezza, cioè ci sarà anche nel suo programma, no? Il tema della sicurezza. A che punto è? Il programma della sicurezza è il 14. Un po' guarda. indietro rispetto a... No, che c'è? Non sono i nodi. non sono i nodi, Non sono i nodi, non sono i nodi, importanti. vabbè, no, vabbè. La sicurezza devi innanzitutto sistemare l'illuminazione, devi fare... Finalmente devi far scendere i stati vigili urbani. Lei avete visto più vigili Ne urbani hanno in assunti città? un po' però recentemente, no? Ma io non lo so in che cosa sono impiegati. Il problema è che i vecchi hanno adesso il grado di ispettori, non possono per No, però hanno legge... assunto ora il numero non lo ricordo esattamente, c'è una nuova infornata evidentemente di vigili urbani, non bastano non evidentemente, basterà, sono non troppo basterà, pochi. perché Però... quello non devono avere una funzione repressiva, ma una funzione controllo. preventiva, che poi va a cascata ad incidere sulla sicurezza, sul traffico, perché se tu vedi il vigile urbano fermo al semaforo, tu non ti metti in doppia fila, tu non parcheggi, non passi sulle strisce quando sta passando un pedone, insomma, a cascata. quindi il controllo del territorio anche vedendo, certo, diciamo, poi... Ma certo, i rifiuti, cassonetti smart, io reintrodurrei i cassonetti. Complimenti, Smart. c'è una visione. I cassonetti Puoi dire- smart che vengono Come sono adottati i cassonetti smart? Ve lo spiego subito. Ai nostri telespettatori. Sono adottati in diverse città del nord. Sono dei cassonetti che contengono la differenziata, ma con una scheda magnetica. Cioè il cittadino, per poter riporre all'interno, innanzitutto deve utilizzare la scheda propria di quel cassonetto, quindi se è plastica, se è carta, eccetera, e poi questa scheda vengono segnati dei punti, dei punteggi al cittadino, cioè il cittadino virtuoso che va lì a buttare la spazzatura nei giorni previsti, poi avrà una riduzione sulla tassa per i rifiuti. Lo sanno, è inutile che glielo dico io come finirebbe. Questa è la volta buona. Lo sa come finirebbe? Ne passavi le case, Lo sa come finirebbe? Quello si scorda la carta a casa, lascia il sacchetto davanti al cassonetto smart. Cioè, se li buttano sull'Etna io mi aspetto di tutto. Ho capito, no? ma i vigili urbani allora che c'è le persone... Quindi un vigile urbano a cassonetti? No, ma guardi che ci sono già tuttora i controlli. Sono delle pratiche molto belle. Sì, però, ma se non si comincia, il cittadino si deve rieducare, dobbiamo rieducarci. Questo, quindi per quanto riguarda l'aspetto della... Senta, gliela chiedo anche a lei. Allora, intanto c'è la domanda che deve rispondere al nostro telespettatore, ha detto sulla vita da strada, insomma, chi dorme per strada, insomma, secondo lei ci sarebbe una soluzione da proprio cittadino? E poi le rifaccio la domanda che ho fatto anche agli altri, se c'è qualcosa che può lasciare, diciamo, in eredità qualora... La soluzione è questa: innanzitutto per legge le persone senza fissa dimora, compresi anche coloro che vediamo ai semafori a pulirci i vetri, sono a carico, tra virgolette, della comunità e quindi del comune, cioè pensare al loro mantenimento, alla loro vita, ci deve pensare il comune. L'alloggio per i senza tetto è semplice, ci sono diversi edifici comunali dismessi da anni che stanno cadendo giù perché non hanno nessun livello di manutenzione neanche minimo, che potrebbero essere utilizzati proprio per il ricovero, non basterebbero, perché il comune dovrebbe sicuramente interagire con delle associazioni di categoria, eccetera, però ci sono gli edifici dove la gente potrebbe andare a dormire. Allora, tempo finito anche per il rappresentante del Partito Socialdemocratico Italiano, Vincenzo Drago. Allora, faccio la domanda a Loritto che non l'ho fatta. Loritto, lei sarebbe disposto a partecipare a un confronto con gli altri candidati, diciamo, a ridosso delle elezioni? Certo che sì, anzi è quello che speriamo tutti, di poter fare delle domande e poter chiedere a questa destra e sinistra dove intendono prendere i soldi, perché siamo tutti bravi a sciorinare programmi, ma loro i soldi da dove li vogliono prendere non te lo dicono. Gli assi sono due, l'edilizia e i trasferimenti. Non ci arrivano più soldi, trasferimenti. Allora, Drago, lei sarebbe disposto, perché poi ci servono queste risposte, ma sarebbe disposto a fare il confronto con i nostri... Perché no? Giusto. Allora, grazie ai nostri candidati, no? Adesso vedremo, rispetto al 3 maggio li presenteremo, poi ovviamente faremo una puntata dove informeremo ovviamente tutti
tutti i nostri telespettatori come finirà a Catania, ma come finirà anche negli altri capoluoghi di provincia, nei comuni importanti dove si voterà. Quindi ringrazio Giuseppe Giuffrida, grazie per essere stato con noi, ringrazio Maurizio Loritto, grazie Maurizio Loritto, ringrazio Vincenzo Drago. Prima però vi faccio vedere qualche vignetta di Totò, no? Perché insomma è giusto, non me ne potete andare senza vignette. Totò. Eccomi qua, allora prima su Drago, no? Perché la sicurezza l'ho messa a quello chi è Drago? Sì, la sicurezza l'ho messa al 14° posto. Io non uccidere l'ho messo quinto e non rubare al 7°. Questa gliela regaliamo, vabbè. Andiamo, prossima vignetta. Facciamo vedere le altre. Ma perché si vede il monitor? Avete parlato di... Devi essere un po' più smart però, Ecco, sì. vai. Allora, avete parlato di... Eccolo qua. Allora, mettiamoli, dico la regia, mettiamoli in modo che siano visibili anche nei monitor qui in studio, così li vedono anche i nostri candidati. Allora, avete parlato eccolo qua. del terremoto. Guardate qua, di fronte, terremoto. dietro di me, guardate ok. Avvertito terremoto di 4.4 a Catania, 4.1 all'Eurospin intanto. Non l'ho capito, ma spieghi. C'è lo sconto. Ah, ho capito. Vabbè. Poi ti faccio vedere le altre. Basta, Aspetta, torniamo devo- in studio, eccolo qua. No, l'altra, dov'è? E le devo prendere, allora. Vai, gira. L'altra, eccola qua. Ah. Ehi, hai mica visto il mio vibratore nuovo? Ah, allora non c'è ancora il terremoto. Questa la dovevamo mandare più tardi, insomma, l'orario non lo consente. E l'ultima che Ancora riguarda un'altra. anche... Questo che è Natale Bruno, il nostro... Questo è Natale Bruno, terremoto in diretta durante il TG. Ultime notizie, e se continua così sono davvero le ultime. Questa è bella. Questa è bella. Salutiamo anche il nostro collega Natale Bruno. Ha fatto sto video del telegiornale di Telecolor, ha fatto veramente il giro d'Italia, incredibile. Allora, grazie ai nostri ospiti, in pubblicità poi sarà con noi Marco Falcone, parleremo di Forza Italia, parleremo di Schifani, parleremo anche del nuovo ingresso in Forza Italia, Giancarlo Cancelleri. Subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra trasmissione. Avete visto che abbiamo presentato nella prima parte 3 candidati outsider. Certo, le elezioni amministrative sono anche questo, no? Sentire ovviamente e cercare di comprendere anche le ragioni di chi si candida in maniera indipendente per governare una città. Certo è che diciamo, l'impegno è abbastanza importante. Allora lo vediamo probabilmente che si sta preparando, stanno microfonando l'assessore all'economia per la regione siciliana, Marco Falcone, che invito in studio, è il nostro ospite. Eccolo qua, Falcone, prego, si accomodi. Eccolo qua, Marco Falcone, assessore regionale all'economia, coordinatore provinciale di Forza Italia, insomma già assessore ai trasporti nel governo Musumeci. Falcone, intanto buonasera, visto? Insomma, buonasera. Assistito dietro le quinte, cominciano i dibattiti. Insomma, è giusto che sia così, giusto, lei ha siamo fatto- lei, in insomma, campagna elettorale. Le amministrative tra l'altro sono un bel banco di prova. Dico. Ma noi ci aspettiamo che ci sia una certa vivacità e un certo interesse da parte dei cittadini. Io dico che comunque insomma, restano davvero probabilmente le ultime vere elezioni, no? Anche se poi il tasso di astensionismo preoccupante, lo abbiamo visto nel resto d'Italia, dovrebbe far allarmare voi i politici in qualche modo, no? Sulla partecipazione. C'era qualcuno che diceva no, non facciamo parte, ovviamente tutti dicevano non facciamo parte dei soliti schieramenti, non vogliamo questi schieramenti che ci allontanano dalla politica. Ci ha provato un po' il Movimento 5 Stelle, ma credo Noi che poi... riteniamo che il nostro schieramento di centrodestra possa essere quello schieramento che possa invece riavvicinare la politica su un principio del buon governo. Noi stiamo lavorando a Palermo in tal senso, a Roma il governo di centrodestra del Presidente Meloni lavora in questo altro senso e quindi in sinergia col governo Schifani riteniamo di poter replicare a Catania con Enrico Trandino da giorno 29 maggio sera. Allora, noi saremo Forza Italia, giustamente lo diceva col Presidente Schifani, ovviamente abbiamo titolato Falcone con Schifani, nuovo corso di Forza Italia. Ieri avete in qualche modo festeggiato, tra l'altro tra un po' ci sarà con noi anche il collega Accursio Sabella, col quale faremo anche un dibattito a 3, insomma racconteremo anche questa giornata che avete trascorso ieri al Teatro Politeama di Palermo per tracciare un bilancio insomma, dei primi 6 mesi del governo Schifani, del quale lei ovviamente ha un ruolo molto importante, l'assessore all'economia. Tra l'altro c'è stato qualche problema con la finanziaria, lei ha rassicurato nelle ultime ore, insomma che succede? Raccontiamolo in maniera molto semplice ai nostri telespettatori. Succede che il partito è in grande vitalità, è un partito che oggi cresce, è un partito attrattivo,
è un partito che sotto la guida del presidente Schifani sta mettendo in campo delle misure importanti per la Sicilia, ma sta riuscendo anche a mettere in campo una politica attrattiva verso la quale molti ormai guardano, essendo sfiduciati, diciamo così, dalle loro parti politiche, dalle loro precedenti posizioni. Quando si è detto ultimamente, c'è stata anche parecchie polemiche su questo nuovo ingresso di Giancarlo Cancelleri, ma non sarà né il primo né l'ultimo. Noi riteniamo e abbiamo detto invece che anzi dimostriamo di essere inclusivi nel momento in cui la politica in Italia sta subendo sempre più un bipolarismo, cioè è naufragato il terzo polo. Quando si parlava, si immaginava che ci poteva essere un terzo polo da fare da contraltare al centrodestra o al centrosinistra, ci siamo accorti invece che oggi la politica sarà polarizzata, per cui chi non vuole stare a sinistra è chiaro che deve stare con noi. Diciamo, non esiste più secondo lei questa forza? C'è questo terzo polo, diciamo, di questi moderati, di questi Noi non l'abbiamo visto. Calenda, cioè, anche se hanno voluto, litigato, hanno abbracciato un po', no? Quella che era un sentimento. No? Ma guardi, se un polo nasce su litigio, voglio dire, è chiaro che non può mai rappresentare, è chiaro che non può mai rappresentare gli interessi della gente, del popolo siciliano, del popolo italiano. Cioè, se una coalizione all'inizio, proprio nei suoi primi vagiti, inizia già a bisticciare, è chiaro che non esiste più, è nata morta. Quindi in questo senso ha ragione allora sia il presidente Schifani ma anche il nostro nuovo commissario Marcello Caruso a dire noi dobbiamo essere attrattivi. E come facciamo ad essere attrattivi? Con la forza dei fatti. Noi siamo stati abituati col buon governo. Lo ha fatto Silvio Berlusconi nel passato, lo stiamo cercando di fare noi. Allora, Falcone, un attimo, perché così poi rientriamo anche nelle nostre, diciamo, nei nostri temi. Lei ha parlato di Giancarlo Cancelleri, questo nuovo ingresso nel partito, in Forza Italia, diciamo, lo ha commentato, l'hanno commentato in maniera diciamo, di tutt'altro tono, ovviamente, i suoi ex compagni di partito, è stato durissimo anche Di Battista, che insomma, ha cominciato un suo post sui social dicendo si deve vergognare. Adesso lo commentiamo insieme, però prima volevo farle sentire proprio le parole di Giancarlo Cancelleri, intervistato ieri alla convention di Forza Italia al Politeama. Lui è, diciamo, molto più rilassato rispetto a tutti i commenti che sono stati attorno, forse ha metabolizzato prima ovviamente questo passaggio. Le faccio sentire e poi lo commentiamo. Giancarlo Cancelleri. Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Oggi mi rendo conto che c'è una famiglia di valori che mi può accogliere, che lo ha fatto perché nonostante io abbia espresso delle parole anche nei confronti di Schifani durante la campagna elettorale regionali, Schifani però ha voluto andare oltre e ha voluto invece tributarmi, diciamo, un gesto d'affetto e di stima. E queste cose io le apprezzo. Ti rendi conto che probabilmente hai fatto delle errate valutazioni nel passato, continui a fare, invece di continuare a fare degli errori puoi anche sempre cambiare. Col fatto. Perché dobbiamo parlare di rinnegare? Io non rinnego assolutamente nulla, io credo di aver lavorato in questi 10 anni per la Sicilia e per i siciliani, anche quando ero a Roma. E perché dovrei rinnegare quel lavoro? Perché dovrei rinnegare i sacrifici che ho portato? Ma non è assolutamente quello, non rinnego neanche la mia militanza o il fatto di aver fatto nascere un movimento che comunque ha fatto, diciamo, anche una parte della storia democratica di questo Paese, ma non mi appartiene più oggi. Oggi io aderisco a Forza Italia, vabbè, ma tipo Alessandro, a lui piace fare tutte queste cose qui, piace fare i post su Facebook, io gli mando un grande saluto, per me rimane comunque una persona, un amico, una persona a cui voglio bene, poi lui è libero di scrivere quello che vuole, a me non frega assolutamente niente, come non mi frega assolutamente niente di tanti che in questo momento stanno scrivendo. Insomma, ha risposto anche a Di Battista, ha detto questo, dice io non mi riconosco più ovviamente in quel partito che in qualche modo secondo lui aveva tradito gli ideali. Certo, qui insomma, potremo dibattere a vita sui cambia casacca, ci sono, ci saranno sempre, ci sono stati, diciamo, non è questo il tema, il problema è ovviamente poi cercare di capire se uno cambia casacca per come dire, avere qualcosa in cambio o come dire, per ideale. Diciamo, lei per esempio Falcone proviene dal mondo di AN, no? Poi ha sposato il Popolo della Libertà, adesso si trova in Forza Italia, probabilmente, diciamo, le sarebbe stato anche comodo andare in questo Fratelli d'Italia, no? Non l'avrebbero certamente mandata via, anzi, no? In qualche modo, che dice? No, io dico che io ho sempre fatto un percorso coerente, evolutivo.
Io nasco col Movimento Sociale Italiano, approdo in Alleanza Nazionale, poi a un certo punto confluiamo nel Popolo della Libertà. Nel 2013, quando il Popolo della Libertà invece chiude e si riversa verso Forza Italia, noi andiamo in Forza Italia. Lo facciamo con Maurizio Gasparri, lo facciamo con quel mondo della destra che aveva sposato gli ideali e soprattutto i principi di Silvio Berlusconi. Fatta questa premessa, la scelta oggi di Giancarlo Cancelleri, ma è stata una scelta che altri avevano fatto anche prima di lui, rappresenta quello che Forza Italia ha professato ormai da 10 anni, che quel castello che aveva creato il Movimento 5 Stelle era un castello privo di base. E allora quella base oggi è venuta meno, cioè tutte quelle grandi aspettative che volevano trasmettere o che avevano cercato di trasmettere agli elettori, oggi non ci sono più state. E allora in questo senso ecco perché decine, centinaia di migliaia, se non milioni di elettori oggi hanno lasciato il Movimento 5 Stelle e stanno ritornando verso quei partiti da dove venivano, che possono insomma, no? anche che certo. dimostrare invece ci sarà anche, l'autorevolezza dei fatti. Ci sarà anche ovviamente uno zoccolo. No? In questo senso va letta la decisione di Giancarlo Cancelleri. Certamente ogni decisione suscita perplessità, stupore, gelosia, invidia, polemiche e nelle cose. Però voglio dire, un partito inclusivo come Forza Italia, un partito liberale come Forza Italia non può che salutare nuovi ingressi con attenzione, senza promettere nulla. Lo ha detto chiaramente il presidente Schifani. Noi non stiamo promettendo qualcosa né a Cancelleri né ad altri. Cancelleri invece si è messo a disposizione, vuole lavorare con Forza Italia, che ben venga. Tra l'altro devo dire la verità, ha ragione quando dice che lui ha lavorato nell'interesse della Sicilia. Io con Giancarlo tra l'altro ho anche sotto un profilo personale un ottimo rapporto. Tra l'altro avete avuto anche politicamente, siamo stati, come dire, su due fronti diametralmente opposti, però sotto un profilo personale ci siamo sempre rispettati. Lui ha ecceduto in alcuni giudizi negativi nei confronti prima di Nello Musumeci, poi di Renato Schifani, poi anche di Silvio Berlusconi. Oggi a me fa piacere la sua dichiarazione. Chiaramente mi sono reso conto che ho sbagliato, ha detto. E allora questa sua affermazione, questo suo cambiamento è il secondo aspetto importante che dobbiamo evidenziare. Uno, il fallimento del Movimento 5 Stelle, due, il mutamento di Giancarlo Cancelleri. Allora, andiamo invece a collegarci con Curzio Sabella, non so se è in diretta, eccolo qua. Ciao Curzio, allora, ben trovato, non ti vedevamo più da un po'. Allora, ciao Luca. Da nuovo direttore del quotidiano di Sicilia.it, tra l'altro scrive per il Fatto Quotidiano, a Curzio Sabella. Insomma, questa notizia di Cancelleri, devo dire, onore all'affiuto giornalistico del collega, l'ha annunciato prima di tutti. Prima l'uscita al Movimento 5 Stelle, poi... A Curzio è un segugio della notizia. Allora, Curzio, abbiamo l'assessore Falconi, insomma, che credo ti possa interessare per più aspetti, insomma, fare qualche domanda, ovviamente, ci aiuti anche a capire un po' di cose, a spiegarle ai nostri telespettatori. Sì, intanto saluto l'assessore. Buonasera a te. Volevo solo precisare, io non sono il direttore del QDS, ma lavoro con loro, collaboro con loro. Rientriamo. Era una promozione sul campo, la facciamo noi. Ce la porta bene, tranquillo. Qui... Gentilissimi. Insomma, chi è entrato qui è arrivato anche a fare il ministro, quindi porta bene. Mi accontento di meno. Insomma, la domanda che farei all'assessore in questo momento è, io ho ascoltato, credo che in questa vicenda i problemi siano più di Giancarlo Cancelleri che di Forza Italia per certi versi, e Giancarlo Cancelleri ne è perfettamente consapevole sia quando ha lasciato il movimento sia quando ha scelto un partito come Forza Italia, che insomma è inutile dirlo, molto distante dal movimento. Volevo chiedere invece però all'assessore cosa ne pensa di alcune reazioni di alleati che invece hanno protestato, si sono definiti quasi indignati di fronte a questa scelta, a questo arrivo di Cancelleri comunque nel centrodestra, anche esponenti di Fratelli d'Italia ad esempio. Pensa che questo arrivo insomma possa creare anche qualche fibrillazione all'interno della maggioranza?
Beh, sì, scusi, Professore, prima della risposta facciamo anche una precisazione, diciamo, torniamo un po' indietro nel tempo. Cancellieri è stato candidato per 2 volte in 2 elezioni diverse contro Nello Musumeci, che oggi è ministro di Fratelli d'Italia, ministro del governo Meloni. È inutile ricordare tutti i passaggi contro Musumeci, anche a volte molto violenti, molto duri con le parole, e proprio verso Musumeci da lì la reazione di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Allora, io parto sempre da un principio, che oggi il mutamento di posizione di Giancarlo Cancelleri è anche un mutamento del suo pensiero, che guarda con nuova, diciamo così, con una maturata visione quello che è il centrodestra. Cancelleri, nel momento in cui doveva decidere se stare a sinistra o se stare a destra, ha scelto la seconda strada. E quindi in questo senso anche lui ieri ha fatto una certa mea culpa in alcune posizioni che aveva assunto. Chiaramente fa male a qualcuno, giustamente io dico intanto dell'altra parte politica, qualche altra invece, qualche altro alleato magari si è sentito un po' amareggiato, avrebbe magari voluto che le stesse dichiarazioni che lui ha fatto nei confronti di qualche esponente di Forza Italia si è fatte anche nei confronti di qualche altro esponente di Fratelli d'Italia, e ci potrebbe anche stare, attenzione, però al di là di ogni cosa sono, come dire, è una vicenda che chiariremo bene, è già stata chiarita. Forza Italia è un partito liberale, è un partito inclusivo ed è un partito, rispetto a quello che veniva detto qualche tempo fa, e noi quando assumemmo nel 2013, lo voglio dire in maniera molto chiara, l'onere di ritornare in Forza Italia e di rimettere in campo il tricolore di Forza Italia, molti ci guardavano come degli illusi, pensando che o dei visionari che da lì a qualche tempo Forza Italia sarebbe stata archiviata. Forza Italia non soltanto non è stata archiviata, Forza Italia ieri nel sondaggio del Corsera dimostra che è in vita e sta, sta crescendo, ed oggi se ci sono degli esponenti più o meno importanti del mondo politico che vogliono avvicinarsi a noi, perché li dobbiamo Stiamo vedendo frenare? le immagini della convention, vorrei dire molto partecipata. Devo dire, certo, che... Falcone, mi passi anche la battuta, insomma, qualche anno fa si vedevano facce un po' più giovani nella convention di Forza Italia. Guardi, io le posso dire una cosa, non è vero, ci sono anche facce giovanissime. Noi abbiamo a Catania, ad esempio, parlo per Catania da responsabile provinciale del partito, qua abbiamo un vivaio straordinario, abbiamo candidati anche al Consiglio Comunale giovanissimi, per cui alcuni dei quali tra l'altro hanno veramente tanta capacità, hanno veramente delle referenze importanti che potranno spendere qua a Catania e in provincia. Ma questo noi lo diciamo perché Forza Italia oggi assume veramente un ruolo di collante, di garante, un ruolo di equilibrio all'interno del centrodestra. I moderati. Ma le faccio una domanda, Falcone, dico, lei è sempre molto schietto, ma non è che questo partito tutti dicono che è legato, no, alla lunga vita di Silvio Berlusconi. Dico, che poi che succederà? Questo partito è legato intanto dalla grande generosità e dalla grande, diciamo così, leadership di Silvio Berlusconi. È innegabile, no? Insomma, è ancora... Ad esempio, personalmente, quando decidemmo come Alleanza Nazionale di transitare nel PDL e quindi di vedere nel nostro leader Silvio Berlusconi, io fui tra i più felici. Cioè io ero un Ennino berlusconiano. Già ai tempi, voglio dire, ma ci furono tante persone del Movimento Sociale Italiano che non transitarono, vorrei ricordarvi la storia, ma tanti missini non transitarono in Alleanza Nazionale, andarono in Forza Italia nel 94. Oggi io quindi cosa voglio dire? Da un lato c'è Silvio Berlusconi e io ritengo che ancora eserciterà il suo ruolo. Un domani comunque questo partito, io dico, è un partito, almeno in Sicilia, molto radicato nel territorio. Cioè noi abbiamo decine di sindaci, abbiamo centinaia di consiglieri comunali, abbiamo una straordinaria classe dirigente che oggi in tutti i settori... Sta Falcone, le do un assist. No, le do un assist, se siamo ancora in periodo post-Pasqua. Non penso il di problema di edulcorare il problema di Forza Italia in Sicilia era Gianfranco Miccichè.
ieri diciamo, l'ha fatto capire, no? Senza fare dei nomi, Schifani sul palco. Guardi, dottor Cilibetti, tra lei l'altro, sa bene protagonista di quella famosa. qual è la mia posizione e per una questione di garbo io a questa domanda non rispondo perché lei sa già la mia risposta. Quindi io dico, oggi c'è un corso, il nuovo commissario si chiama Marcello Caruso e con Marcello Caruso noi vogliamo costruire attorno al presidente Schifani un partito inclusivo, attrattivo, un partito del buon governo. Tutti coloro che vorranno ritrovarsi sulle nostre posizioni chiaramente avranno le porte aperte. Allora, noi andiamo in pubblicità, adesso però lei resta ovviamente con noi perché ci occupiamo di fascismo, antifascismo, Costituzione, Ignazio La Russa, manifesti coperti, con i protagonisti di questa vicenda che guarda caso fantomatiche manifestazioni contro, esatto. Con 30 persone. Adesso questo glielo diciamo. Forse non devo parlare io. È una notizia che ha fatto un po' il giro d'Italia. Subito dopo la pubblicità, i manifesti coperti, diciamo, del sindaco di Paternò nella città di Ignazio La Russa, inutile dirlo, presidente del Senato, uno dei leader carismatici di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativa al governo, manifesti coperti a Paternò. Ne parleremo con il sindaco, con gli esponenti del Partito Democratico, con Marco Falcone, con Accursio Sabella, poi tra un po' ci collegheremo anche con Vittorio Sgarbi per parlare di questa venere influencer, vedremo anche questa storia. Oggi ci raccontiamo anche un po' di cose qui al Punto. Totò, c'è qualche vignetta per l'assessore Falcone? Ma certo, ma certo, di quelle che si può portare a casa o di quelle che si arrabbia? Ma non lo so. Poco fa ho detto una cosa, Totò, ho detto. Ha rimproverato? Mi è dispiaciuto una vignetta, però poi ho capito e mi ha detto che attiene a 21 anni fa. Ho detto, nelle vignette bisogna avere anche garbo, anche là. Ecco, questa è la prima apriamo cosa. Adesso. Noi abbiamo, ecco, in questo io sono un conservatore, mi dispiace. Allora, andiamo. Vado? Sì. Allora, casacche varie. Secondo te perché si chiama spoglio? Perché mi spoglio e mi rivesto come mi pare. E qua ci sono tutte le casacche. Bellissimo. Ne faccio vedere un'altra. Prego. Sempre su Cancelleri. Sempre su Cancelleri. Tra l'altro lo dico ai nostri telespettatori, Cancelleri la prossima settimana sarà con noi. Cancelleria. Cancelleria, tutto, cancella le 5 Stelle. Là poi faremo anche un ragionamento, diciamo, sul Movimento 5 Stelle, lo faremo con Cancelleria, ma lo faremo anche con gli esponenti del Movimento 5 Stelle perché là c'è da capire, insomma, anche come si è evoluto. Quest'ultimo mi assomiglia a un manifesto. Sì, che non c'è più, anche lui è cancellato. Quello di Bianco che abbiamo visto. Tra l'altro domani Bianco presenterà la lista con Bianco per Catania. Questa è la notizia di cronaca che diamo, che hanno annunciato. Facciamo un po' di pubblicità. Lo presenterà. È uscito le agenzie. No, è stata la mia battuta. Lei ha fatto pubblicità. Allora, pubblicità, quella vera, quella nostra, quella commerciale. Poi ritorniamo qui con il sindaco Naso, il professore Spagano, responsabile degli enti locali del Partito Democratico, tra un po' Vittorio Sgarbi, Marco Falcone, assessore all'economia, Curzio Sabella e tutti gli altri, insomma, chi più ne ha più ne metta. Al Punto, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella nostra trasmissione di oggi, 23 aprile, il Punto. Allora, abbiamo detto prima di andare in pubblicità che avremmo parlato di questa vicenda di Paternò, quindi questo flash mob, l'annuncio oscurato, diciamo, manifesti coperti a Paternò. Allora, abbiamo i protagonisti di questa vicenda, quindi che saluto, il professore Salvo Spagano, che è responsabile degli enti locali del Partito Democratico, il sindaco di Paternò, Nino Naso, che diciamo, ha incassato in questi giorni, adesso ci racconterà la sua versione, perché insomma è finito su tutti i giornali nazionali. È rimasto con noi l'assessore all'economia Marco Falcone, a Curzio Sabella è rimasto collegato, abbiamo collegato anche Vittorio Sgarbi, con Vittorio Sgarbi, diciamo, Sgarbi, buonasera, dov'è? Che fa? Macchina. Quello qua, aspettate un attimo. Si sistemi con calma, non c'è problema. Nel frattempo gli facciamo raccontare a Spagano e a Naso, al sindaco e al rappresentante del Partito Democratico questa vicenda. Dunque, che è successo? Sentiamo la versione del Partito Democratico prima. Allora, avete fatto questa manifestazione, avete lanciato questa provocazione al Presidente del Senato Ignazio La Russa a casa sua, cioè a Paternò. Sì. Diciamo che è stata una vicenda piuttosto buffa. Il Presidente del Senato qualche settimana fa... Stiamo vedendo le immagini del flash mob di stamattina nel frattempo. Sì. Il Presidente del Senato qualche settimana fa, non credo inciampando in un errore, scambia alcuni centinaia di soldati
tedeschi armati di tutto punto per una simpatica banda di musicisti che si trovavano a passare per via Raselle il giorno in cui, con una azione di guerriglia della resistenza partigiana italiana, avvennero i noti fatti per cui poi ci fu l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Quindi stiamo parlando di una cosa molto seria, che il Presidente del Senato, per una strategia abbastanza comprensibile, prova a derubricare. E allora, provocazione per provocazione, noi abbiamo detto semplicemente: ora veniamo, ti portiamo un paio di libri di storia, è il caso che te la ripassi, senza particolare offesa, senza alcuna voglia di scandalizzare alcunché, ma se arrivi a dire una castroneria così gigantesca, è evidente che il minimo che ti devi aspettare è una risposta all'altezza. E questa è, diciamo, la provocazione. Dopodiché dice: regaliamo dei libri di storia. Dove lo dobbiamo portare questo libro? Ma ovviamente a casa sua, a Paternò. Mi spiace che il sindaco Naso sia coinvolto in questo, ma il sindaco è lui. Quindi avete affisso questi manifesti. Ma questo è un dettaglio secondario, perché noi abbiamo fatto... Ma no, perché là entra in gioco il sindaco. Ho capito, ma noi abbiamo fatto una legittima richiesta al sindaco, come si usa in questi casi, si fa l'istanza per poter affiggere i manifesti, è stata pagata la somma necessaria, l'istanza è stata autorizzata e i manifesti sono stati affissi. Ora, delle due l'una, banalmente, o erano lesivi prima, fermo restando che non credo veramente che il Presidente del Senato, questo Presidente del Senato, abbia bisogno secondo me se ne frega, abbia bisogno di difensori troppo zelanti. Però credo che oggi si sia, visto che c'è stata questa eco mediatica, si sia... Allora, Naso, che è successo? Ha detto bene il Presidente del Senato. È successo, quello è un discorso tecnico, perché magari vanno negli uffici, l'impiegato non legge oppure legge in una maniera non approfondita il manifesto e poi va avanti, non c'è una autorizzazione preventiva. Nel momento in cui me ne sono accorto, siccome i sindaci, qui parlo da sindaci, rappresentiamo lo Stato, a garanzia istituzionale, ho visto che c'erano delle cose che dovevano quantomeno andare riformulate, perché non stai parlando con tuo fratello, stai parlando con la seconda carica dello Stato, che è il Vicepresidente della Repubblica. Premetto, Fratelli d'Italia io ce l'avevo contro, così come il PD, quindi sono un autonomista convinto. Ho autorizzato, il flash mob si è fatto perché è stato autorizzato. Ho autorizzato. Si dà comunicazione alla questura e la questura lo vieta. Se esiste, chiedo aiuto all'avvocato. Abbiamo autorizzato. Se esistono motivi di ordine pubblico. Perché non c'è nessun tipo di problema e io non voglio fare nessuna polemica. Però sui manifesti sì, anche perché... Quindi lei ci ha messo un foglio, li ha coperti. Ho fatto l'ordinanza. Ma c'era scritto solo regalo un libro alla seconda carica. E non è Ignazio La Russatore. Io dico... Se noi chiediamo il rispetto delle regole, i primi a doverle rispettare siamo noi, e io sono lì a garanzia delle istituzioni. Premetto che 2 mesi prima c'era stato un altro manifesto che parlava della marcia su Roma, al contrario, il sindaco Naso, che non si volta dall'altra parte, perché Paternò non è un porto di mare, arrivi e attacchi. Io sto attento a quello che succede nella mia città. Li ha fatti coprire. È venuta la Digos. Ma mi sembra giusto. Così ma non si possono mettere sullo stesso piano la marcia su Roma e la liberazione nazifascista. Ma se me mi scrivono qualcosa contro di un certo peso, mi fate sentire uno che la storia la conosce, insomma. Sgarbi, l'hai seguita questa vicenda di Paternò? No, non la faccio. Io vice sindaco e ciò lo devi fare. Aspetti che non la sentiamo, Sgarbi, aspetti. Sta parlando con un'altra persona. Vabbè, dai, sta facendo doppio collegamento. Un altro collegamento in corso. Un altro collegamento. Vabbè, allora diteci quando c'è Sgarbi, possiamo. Falcone, anche lei, insomma, ha fatto il sindaco, insomma, lo sa come funzionano queste cose. No? A me sembra che il PD l'abbia voluta buttare in cacciata. Cioè abbia voluto fare questo flash mob così, più per mettere un po' di ironia eccessiva. E per cui il sindaco invece, guardando e considerando quel manifesto lesivo non di Ignazio La Russa, ma della seconda carica dello Stato, della seconda istituzione dello Stato, ha voluto
legittimamente Poi coprire quel abbiamo visto, manifesto. non è che ci fosse... dico, Il no, sindaco, senza- tra l'altro... non è che è un comizio come centinaia di persone. Ma voi avete fatto anche il Flash comizio, mob. no? Ne mettiamo, però dico... Sì, poi, È una cosa ovviamente. flash, Ma veloce. era autorizzato. Ecco, Il una comizio cosa, avete ma fatto. non Non autorizzato. autorizza le cose. No, autorizzare, eravamo sereni, cioè io non ho... Ribadisco, non non ha vado... il potere né di È autorizzare la né mia di è stata vietare. chiesta. Il problema, dottor È Ciliberti, stato il chiesto sindaco all'autorità. dovrebbe Però il sindaco capire Naso dovrebbe che ormai controllare il di PD più quello che me- che non contro- ha- che autorizza i mi sa di manifesti. sì, no, il perché le problema- cose sono due, o era lesivo prima e non ve ne siete accorti. È la seconda volta, era sindaco. No, sì. io ho anche inviato una lettera all'ufficio per rimodulare, non c'è stato nemmeno il tempo, l'ho vista fisso e sono intervenuto perché non mi nascondo, perché, e ripeto ancora una volta, siamo Abbiamo messi capito. lì i sindaci, martiri avamposto dello Stato, quando ci muoviamo e facciamo... per le regole, perché poteva essere anche di un altro partito, a me io non... Sì, ma da non questo c'è punto di dubbio, vista- ma un libero Gabi c'è o no? era, Volevo non capire, ero ma fate libero, vedere, era c'è- l'atteggiamento. No, non l'ho tirato in testa, per me- era regalato, signor per Sindaco. me quello lì è offensivo e Ah, ok, ingiurioso allora nei comunicatemi confronti quando del Presidente alla- del Senato. ma non ho perché- niente contro nessuno perché non è il Agurzio, mio, l'hai seguita questa non è il vicenda mio di Paternò? Mi stile. colpisce È davvero particolare, che i no? testi siano... Non lo sento. Sì, è una vicenda molto, molto curiosa. Io credo che vuol dire, Il Fatto Quotidiano ci ha ricamato su questa, l'ha messa in prima pagina, insomma. Poi io sono dico, autonomista libero per la seconda Ecco, volta votato dalla io credo gente. infatti che il sindaco non abbia fatto un gran piacere a Ignazio La Russa e a Fratelli Ma d'Italia. io non ne perché- volevo fare piacere. No, per carità. No, infatti non l'ha fatto. Sto parlando dell'effetto. Anzi, ho fatto forse un piacere, scusi se forse ho fatto un piacere, abbiamo dato bella una visione mediatica, abbiamo... Ma noi le siamo grati, quando le ricapita siamo a disposizione. se mi ricapita lo rifaccio Poi perché... tra l'altro politicamente esatto, no, lo guardo anche gli altri esponenti. Il sindaco Nino Raso è come dire, un'espressione sui generis. In un paese dove c'è Ignazio La Russa, c'è il presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Calvagno, tra l'altro uno dei leader delle preferenze È anche regionali. un po' il paese, la città, dico città perché Paternò è città, con decreto del Presidente della Repubblica, è anche un po' la città di Naso. Dico, siccome- ce la fa boh, sempre, un quindi po'. è uno che dei dire, cittadini, in qualche diciamo modo dei cittadini. ascolta Però- l'umore della sua piazza, no? Però, sindaco, Prego. lei è sindaco anche un po' di tutti i cittadini, Ci no? mancherebbe, è proprio per questo. Di chi ritiene di avere il diritto di protestare in maniera civile anche nei confronti della seconda carica dello L'abbiamo Stato. perché- autorizzato, l'abbiamo autorizzato. Sì, io mi rendo conto, ma il manifesto, che è un manifesto di protesta sostanzialmente, non mi sembra né ingiurioso né offensivo, né riguarda la vita privata, né conteneva offese. È normale che l'oggetto della protesta sia un esponente dello Stato. Spesso si protesta proprio nei confronti di chi governa, di chi rappresenta anche le istituzioni. Assolutamente normale, a maggior ragione per il fatto che quelle parole sono state espresse dalla seconda carica dello Stato. Quindi probabilmente è stato un autogol, cioè l'intervento poteva secondo me essere evitato e sicuramente non ha fatto un piacere allo stesso La Russa, che probabilmente ha visto montare una polemica che non sarebbe nata probabilmente se Ma quei questo non manifesti credo. fossero Però rimasti Acurzio, questo credo che non sia molto la interessante. garanzia e il rispetto istituzionale, noi che siamo garanti dello Stato, la dobbiamo avere dentro. Io l'ho sentito, l'ho fatto e lo rifarei, per rispetto di tutti. Poi se tu devi protestare contro il governo è una cosa, il Presidente del Senato così come il Presidente della Repubblica sono un'altra cosa, sono proprio le istituzioni che garantiscono l'unità della nostra Sono d'accordo nazione. col sindaco Naso. Oh, finalmente abbiamo fatto la pace in diretta. No, finalmente. ma è quello che dice è sacrosanto ed è proprio perché il Presidente del Senato ha esondato dalla sua funzione di garanzia e politicamente si è schierato raccontando una a lui ben nota bugia che nasce il fatto ingiurioso. È quello il fatto ingiurioso, è quello di fingere di non sapere che cosa è stata Via Rasella e che cosa sono state le Fosse Ardeatine, è quello che è ingiurioso. Ed è ingiurioso, mi si permetta di dire, anche il fatto che, come è d'uso in certa destra in questo paese, il 25 aprile egli non sarà
sul territorio italiano, ma fugge all'estero, si recherà in un luogo lontano dal luogo in cui si deve celebrare la nascita della libertà in questo paese. Qui non c'entra una protesta d'accatto, signor Sindaco, signor Assessore. Qui si tratta del fatto che ingiuriose sono state quelle parole, dopodiché se si deve difendere la libertà, io, come dire, sono da questa parte. Se lei ha ritenuto di volere coprire una manifestazione di libertà legittima, fermi un attimo, adesso vi faccio rispondere. Credo che abbiamo finalmente Sgarbi collegato. Allora, Sgarbi, buonasera. Eccolo qua, in macchina. Ha seguito questa storia di Paternò, questa vicenda di Paternò, dei manifesti coperti? No, perché ero preoccupato di una cosa assurda, dove dobbiamo fare il 25 aprile, io farò contro il fascismo, e dedicare un'aula consigliare del Consiglio a Villa Saporelli, un'aula dedicata a Davide Sassoli. No, questa storia è un po', fa parte del racconto. Questa storia, dicevo Sgarbi, fa un po' parte del racconto del 25 aprile, cioè a Paternò il Partito Democratico ha fatto un flash mob regalando dei libri di storia a Ignazio La Russa, il sindaco che è qui con noi, il sindaco di Paternò, il sindaco Naso, ha coperto questi manifesti, diciamo, credendo che questo flash mob fosse lesivo per la carica, per la seconda carica dello Stato. Il manifesto. Il manifesto, cioè ha coperto il manifesto. È una storia un po' strana, no? Che ha fatto... Questo è legittimo, ma forse inopportuno, perché crea la notizia, in quanto ogni forma di censura a chi si muove nella direzione opposta, e quindi sarebbe stato meglio lasciare l'assoluta, sarebbe stata la parte possiamo dire sostanzialmente totalitaria, se non comunista, cioè una forma autoritaria di persona che dopo il fascismo una storia di lezione che vogliono dare per dirgli che stanno dalla parte sbagliata. Quindi è lecito quello che ha fatto il sindaco, ma è inopportuno perché sembra far passare dalla parte del torto chi invece è vittima di un'azione non lecita da parte del PD, cioè nel senso che pensano di fare la lezione a chi? Nessuno la fa a loro per il passato e quello che il movimento dei comunisti nel mondo continua a fare. I comunisti, i fascisti non ci sono più, loro stanno dalla parte di un male che esiste, il fascismo non c'è più, per cui io non avrei fatto nulla, l'avrei lasciato che fosse la storia a dire che questi pensano di fare la morale e non hanno nessun titolo di farla. Allora Sgarbi, io però voglio approfittare da lei prima che cade il collegamento, visto che è in movimento, per parlare di questa Venere influencer. Faccio vedere un attimo ai nostri telespettatori lo spot di questo Open to Meraviglia del ministro Santanchè e poi vorrei la sua opinione da critico d'arte sulla funzione dell'arte che veicola turismo, che veicola cultura, che veicola anche il nostro paese. Facciamo vedere il video. Meravigliarci sempre per meravigliare gli altri. E da questo pensiero nasce anche il nostro logo. Una bandiera che si spalanca dando il benvenuto al mondo intero e che abbiamo firmato con il claim Italia, Open to Meraviglia. A questo punto, parlando di Meraviglia Italia, avevamo bisogno di un testimonial all'altezza. Qualcuno di molto moderno, ma con una grande storia alle spalle. Magari una virtual influencer contemporanea, ma che fosse anche un'icona dell'Italia nel mondo, riconoscibile da tutti attraverso un semplice sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli. Eccomi qua, salve a tutti. Probabilmente di vista già mi conoscete. Mi chiamo Venere. Su Instagram, LinkedIn e tutti i social sarò Venere Italia 23. Ho 30 anni. Ok, qualcosina di più per la verità. E sono una virtual influencer. Coi capelli sempre al vento, giro l'Italia per mostrarvi i nostri luoghi meravigliosi e tutte le nostre eccellenze. Vi racconterò di bellezza. Parlando dell'Italia, lo so, è facile. E poi di cultura, cucina, musica, ospitalità e arte. E di arte capirete, me ne intendo abbastanza. Sarò l'immagine dell'Italia nel mondo, il suo volto più luminoso. Dopotutto, è il bello di essere un influencer. Virtual. Mi troverete un po' ovunque, nelle piazze e nei borghi più suggestivi.
ma anche sui social, negli aeroporti, nei talk show, in TV, alle presentazioni, alle conferenze, alle fiere e nei saloni. Celebreremo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e lavoreremo insieme per Expo Roma 2030. Sarà un viaggio entusiasmante, ve lo prometto. Perciò seguitemi. Eccola qua, la Venere di Botticelli. Sgarbi, cos'è? È lesa maestà all'arte, alla bellezza? Cos'è? È stato detto di tutto in questi... Il video è abbastanza buono. Io ho espresso due pareri contrastanti. Il primo, senza voler polemizzare con il governo di cui faccio parte, che sarebbe stata molto più efficace l'immagine della Venere nuda, perché la sua nudità è eloquente e anche ambiguamente erotica, una nudità un po' algida, ma una donna nuda è sempre più provocante e attraente di una ragazza messa in jeans. Poi il voto di lei, il mare, il paesaggio, che sono certamente molto conosciuti come immagine che da sola parla, e poi sopra la parola meraviglia. Invece sono intervenuti altri elementi che hanno vestito in jeans, messo davanti a lei una pizza, messo sul fondo il lago di Como, scritto Open to Meraviglia in piena contraddizione con le indicazioni di Rampelli sull'uso della lingua italiana, quindi una palese contraddizione. Quindi ho detto bastava da sola la Venere e dal punto di vista della comunicazione meraviglia da sola, che è una parola che gli americani possono capire, non aveva bisogno di open. E su questo ho fatto le prime dichiarazioni che sono state molto seguite, tanto che ho detto non possiamo ridurre la Venere di Botticelli a una Ferragni che fa una sfilata con i suoi abiti. Poi, dopo questa dichiarazione che ha determinato una certa irritazione e anche una, come dire, risposta, immagino, non di grande soddisfazione da parte di Santanchè, l'ho chiamata questa mattina perché ho ricevuto un messaggio della persona che ritengo più intelligente tra quelle che ho conosciuto nella mia lunga vita, che è Filippo Martinez, il quale mi scrive con convinzione una cosa che è esattamente l'opposto del mio pensiero. Il mio pensiero generalmente è un pensiero giusto, io ho delle idee molto chiare, però sono anche molto attento all'intelligenza degli altri. Dice, la pubblicità con la vera è efficace. Io gli scrivo, lo pensi veramente? E lui mi dice, sì, sostituire idealmente la Ferragni con un capolavoro dell'arte italiana è un gioco intelligente che apre a un pubblico vastissimo e scatena salutari polemiche. Anche lo slogan internazionale fa irrompere una bellissima e comprensibile parola italiana in un contesto banalmente inglese. Allora io leggo questo e dico, ma perché il mio amico, la persona che stimo di più, e mi è venuto in mente intanto che una cosa è certa, il costo della pubblicità è stato moltiplicato senza spesa perché se ne è parlato moltissimo, quindi ha girato nei redazionali di tutti i giornali senza dover pagare l'inserto pubblicitario. Quindi è vero che le salutari polemiche hanno moltiplicato, come capitò con la ragazza anoressica di, io ero assessore all'epoca di Toscani, che fece parlare quando la giunta di cui facevo parte, ma non io, volle censurarla perché era un cattivo esempio di una ragazza che poi è morta con la ragazza anoressica. Però se ne parlò moltissimo e andò ben oltre le inserzioni pubblicitarie. La seconda cosa è che c'è un passo avanti, oltre a questo effetto benefico che moltiplica la pubblicità, c'è il fatto singolare che è un passo avanti, cioè non è la Ferragni che fa la modella davanti alla Venere, ma è la Venere stessa che fa la modella. Quindi prende il posto della Ferragni, indossa una maglietta, indossa i jeans e fa un'azione per cui la figura straordinaria di Botticelli diventa modella. La qualcosa è esattamente quella che apre a un pubblico vastissimo di persone che magari neanche conoscono Botticelli la curiosità di vedere una testa che è nota più o meno come quella della Gioconda, che però è la testa di una modella in cui è stata portata a rappresentare la Ferragni la stessa, quindi l'effetto può essere potentissimo. Allora il primo Sgarbi ha detto, per rispetto dell'immagine che è bellissima, poteva parlare di più la Venere nuda perché è nuda. Il secondo Sgarbi, preso atto della giusta nazione interpretativa di Martinez, dice beh effettivamente l'effetto l'hanno ottenuto perché stiamo parlando anche adesso, avessero messo la Venere non avremmo parlato, avendola fatta diventare come la Ferragni ne parliamo. E poi abbiamo determinato una curiosità
che nella lecita possibilità che un creativo, in questo caso il figlio di testa, una volta che ha comprato i diritti, perché il tema si era posto per un gruppo di una specie di sito vagamente pornografico o che presentava le ragazze, che aveva determinato la reazione negativa del direttore degli Uffizi, questa volta, una volta che io ho acquistato i diritti, il creativo fa quello che vuole e fa diventare la Venere e la Ferragni. Per cui tutto questo parlarne è pubblicità. E l'idea di prendere una figura così sacra dell'arte e portarla a diventare una figura quotidiana è un'idea che oggi io ritengo, non dico positiva, ma efficace. Quindi Sgarbi, tutto sommato ha funzionato, no? A vederla come dire, con l'occhio della Santanchè, con l'occhio del governo. Tanto che oggi era molto contenta che io dicessi che avevo cambiato idea. In realtà io ho messo insieme un conservatore, che ero io, quel conservatore che anche Rampelli quando parla della lingua italiana, il quale dice l'immagine della Venere è talmente bella che parla da sola e non ha bisogno di niente, e invece l'effetto che quasi hanno ricercato di farci incazzare, di farci reagire, di fare scrivere tutti, di parlarne qui, è un effetto obiettivo. E allora l'idea che non la Ferragni sia la guida di questa invenzione, ma che la stessa Venere diventi la Ferragni, cioè diventi modella, è un'idea pop che ha sicuramente un effetto. La parola meraviglia poi per me bastava da sola, ma Open to meraviglia evidentemente determina anche lì la riflessione che ho fatto io, ma come abbiamo detto che non bisognava parlare in inglese, e mettiamo anche questo, per cui se l'hanno fatto consapevolmente, come mi pare di pensare adesso, hanno fatto una cosa che è stata una operazione riuscita. Ecco, tanto è vero che ne stiamo parlando. Senta Sgarbi, le faccio un'ultima domanda. Prima di salutarla, faccio un'ultima domanda. Volevo fargli un elogio, che è questo, che quando abbiamo aperto il collegamento con voi, ero in macchina prima di incazzarmi per Sutri, ho visto che il vostro studio è bello, quel rosso è bello, la grafica degli studi è generalmente molto modesta, e invece voi avete uno studio accattivante, per cui il punto è evidentemente una trasmissione riuscita. Ed essendo arrivati al punto con la pubblicità del Ministero del Turismo, possiamo dire che abbiano raggiunto un effetto che intendevano e che avevano in mente. La vostra trasmissione in qualche modo conferma. Allora, intanto grazie per i complimenti per lo studio, ovviamente che rimandiamo ai nostri realizzatori dello studio. Ma poi le volevo chiedere, ha seguito tutta la storia della Sicilia? Lei è stato assessore qui in Sicilia, quindi insomma sappiamo che la Sicilia le sta sempre a cuore. Questa storia del turismo in Sicilia, insomma, l'abbiamo esportato un po' in tutto il mondo, anche qui critiche, insomma, conti fatti, sulle spese del governo Musumeci, insomma, ancora se ne parla. Che si sente di dire a questa terra bella e maledetta, mi passi il termine? Me ne parlarono con riferimento al Festival del Cinema, qualcosa sì, che il Festival del Cinema di Cannes. Di Cannes. Beh, anche lì ovviamente il conservatore che è in me ha dato un giudizio negativo. Poi la spesa di 9 milioni per questa pubblicità e l'idea che Cannes possa essere una vetrina in cui se ci sei deve spendere molto, è una valutazione politica su cui si può fare un ragionamento come quello che abbiamo fatto adesso. Cioè, il tema è questo: è utile far sapere a Cannes che esiste un posto più bello della Costa Azzurra che è la Sicilia? Forse sì, e questo si può fare spendendo poco, forse no, occorre investire. Quindi se oggi, da quello che ho detto prima, valuto la prima reazione che era negativa, penso alla seconda, non so i risultati, che se vuoi fare un atto di presenza su una piazza così universale come Cannes devi investire molto denaro, dobbiamo immaginare che la mia visione un po' antiquata è quella per cui è meglio risparmiare che spendere molti soldi, ma la comunicazione costa e forse rende molto. Ora, non so quanti abbiano detto preferisco la Sicilia, preferisco Cefalù, come preferisco io, o Taormina a Cannes. Ma se qualcuno lo ha pensato, forse anche lì occorre valutare che quello che sembra molto denaro può portare qualche benefico effetto. Quindi non ho avuto una, come dire, successiva considerazione di quello che hanno come fatto. Sempre. Allora, Sgarbi, prima di salutarla, non so se qualcuno dei miei ospiti vuole farle qualche domanda. Curzio Sabella, il collega Curzio Sabella, non so se c'è ancora, se no l'assessore Falcone, il sindaco Naso, il professore Spagano, se no saluto Sabella. Curzio. Sì, salve, buonasera. Volevo capire se l'onorevole Sgarbi sta seguendo le vicende della regione siciliana,
Qui si è parlato molto delle energie alternative e in particolare per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti all'idea di costruire 2 termovalorizzatori. Volevo sapere cosa ne pensava, visto che si è anche spesso occupato di energie alternative, soprattutto dell'eolico in Sicilia. Allora, i termovalorizzatori che sono di quarta generazione sono stati applicati anche in centro a Vienna, danno molte garanzie e sono molto utili, per cui 2 termovalorizzatori, o puoi capire di che natura, sono sicuramente meno gravi rispetto a qualunque retorica ambientalista della distruzione che l'eolico ha fatto del paesaggio siciliano. E quindi se l'attuale posizione di Schifani è di rallentare la devastazione dell'eolico, io credo che farò con lui, come ho fatto col presidente della regione Lazio, un incontro, trovare come un protocollo e salvare la meraviglia che è cancellata e sconvolta, soprattutto l'area dove governava Matteo Messinaro, e se io fossi... Ci siete? Sì, non la vediamo più, però la sentiamo. Non la vediamo più, però la sentiamo. Adesso una questione di termovalorizzatori, insomma, era la posizione di Sgarbi. Allora facciamo così, andiamo in comunque è favorevole, sì, è favorevole, abbiamo capito che è favorevole. Vabbè, non lo sentiamo più, allora, lo ringraziamo, adesso se riusciamo a ricollegarlo lo salutiamo anche a Curzio, insomma mi sembra la risposta si sia percepita, è stata abbastanza chiara. Allora ci fermiamo pubblicità, poi abbiamo l'ultimo giro di saluti, le vignette di Totò, se riusciamo a ricollegare Sgarbi salutiamo anche lui, dopo la pubblicità sempre qui al Punto. Allora ritorniamo, non so se c'è Sgarbi, se non c'è, insomma lo salutiamo comunque, grazie per essere stato con noi Vittorio Sgarbi. Allora siamo davvero in chiusura di questa trasmissione, allora Falcone, Naso, Spagano, Curzio Sabella, intanto sulle questioni dell'energia mi è sembrato favorevole, insomma voi state proseguendo, no? Adesso c'è la nuova battaglia Stiamo del proseguendo, Presidente. riteniamo che i termovalorizzatori siano elementi essenziali per ritrovare una normalità all'ambiente della nostra isola. Cioè non se ne può più neanche di queste discariche, no? I comuni litigano insomma su non soltanto i comuni litigano, oggi il costo delle discariche è aumentato eccessivamente, mettendo veramente in ginocchio i bilanci dei comuni, i quali comuni non riescono più da un lato a caricare ulteriormente i costi sui cittadini, a riversarli sui cittadini, dall'altro lato non hanno le forze per poter fronteggiarli. Quindi dobbiamo trovare al più presto una soluzione e ha fatto bene il presidente Schifani con l'assessore Di Mauro a dire che i termovalorizzatori, a confermare che i termovalorizzatori in Sicilia rappresentano realmente la concreta alternativa. Io mi faccio, non ho ovviamente la risposta, mi faccio la domanda, non so se mai io e a Curzio Sabella riusciremo a vedere i termovalorizzatori e il ponte sullo stretto, dico questo noi speriamo di sì. Sarà sempre un mistero, non soltanto, Curzio? Allora anche qua mi permetta, dire sempre non si farà mai, questa idea del pessimismo cosmico non aiuta la Sicilia e i siciliani. Come dire, un'apertura alla mia, Luca, in questo caso. Se posso, prego. Io volo ancora più basso, chissà se riusciremo a vedere mai un'alta velocità vera, non quella che stanno il ponte sullo stretto aiuta anche all'alta velocità. L'alta capacità sarebbe un'ottima sarà un'ottima soluzione per collegare Catania a Palermo in 1 ora e 35 minuti. In 1 ora e 35 minuti. Vorrei dire che se la si attraversasse con una Ferrari partendo dalla stazione centrale di Catania alla stazione centrale di Palermo non si arriverebbe nemmeno con una Ferrari in 1 ora e 35 minuti. Invece col treno riusciremo noi ad arrivare in questo tempo da Catania a Palermo e da Palermo a Catania. Sindaco Naso, io mi auguro di vedere... sindaco della città più potente d'Italia, cioè, ma è possibile? Sindaco Naso è simpaticissimo, al di là diciamo, di tutti no, anche avete fatto amicizia pure voi. Io sono inclusivo, i cittadini paternesi sono meravigliosi, devo dire, se io mi hanno dato la possibilità per la seconda volta andando oltre le liste, sono stato rieletto a giugno di poter gestire e amministrare la nostra città, vuol dire che veramente Paternò è una città, lo dico con grande orgoglio, libera. C'ho 2 step. Uno è il ponte sullo stretto, ho fatto tutte le battaglie del mondo.
da autonomista andando a Roma, a Messina, e spero che si faccia finalmente. E poi un altro sogno che ho, la metropolitana che arriverà. Là c'è Falcone che fatto tante cose, che i trasporti li conosce. Poi permettetemi di chiudere. Ci sono anche i soldi, ci sono anche le risorse. Ci sono le risorse e c'è il progetto. E arriverà. E c'è anche il progetto. Si parla intorno al 2026. Il 25 aprile noi come ogni anno lo ricorderemo, ci saranno tutte le associazioni come abbiamo fatto ogni anno. Quest'anno io sempre autorizzo. Inviti il professore, No, è invitata Gialambi, già è stata invitata, parteciperà insieme a noi, partiremo dal Palazzo Istituzionale, arriveremo al Monumento dei Caduti. D'altronde le persone che hanno perso la vita per la libertà e per la democrazia, anche loro hanno bisogno del rispetto dei diritti e noi siamo chiamati a farli rispettare i diritti. Devo dire questa cosa della Costituzione della detta di La Russa, no? Che non ha il termine antifascista. Sì, insomma, se per questo non c'è scritto neanche insomma, body shaming nella Costituzione. Una scivolata. Insomma, che è inutile fare qui una lezione di diritto costituzionale. È chiaro che Zagrebelsky l'aveva spiegato molto chiaramente perché non c'è scritto. Se posso dire una cosa, perché immagino poi siamo in conclusione, domando. No, già siamo oltre la conclusione, allora, abbiamo sforato. Allora rubo pochissimi secondi. Mi è dispiaciuto che il professore Sgarbi non fosse più in linea. Lui ha detto una cosa: il comunismo esiste, il fascismo non esiste più. Sono due realtà storiche che sono scomparse come tali. Rimangono però dei veleni e fino a quando ci sono, penso che su questo tutti converremo, singoli individui o gruppi che minacciano di morte Liliana Segre solo perché è ebrea, quelle malattie e quei virus continuano a circolare. L'ultima cosa è veramente poi, almeno io mi taccio. No, perché mi taccio è questa. Oggi io ho apprezzato moltissimo il ministro di centrodestra, che è il ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha proposto che non il 25 aprile, un altro giorno, divenga una festa della liberazione europea, perché non c'è stata soltanto la guerra di liberazione italiana che ha restituito dignità a questo paese e ai suoi cittadini, ma c'è stata in Olanda, in Finlandia, perfino in Germania, addirittura da parte dei militari. Questa mi sembra una proposta civile ed è una proposta che vorrei tanto il presidente La Russa volesse sottoscrivere. Speriamo bene. Che la smettano con le guerre in Europa. Totò, allora a te la chiusura, caro. Eccomi qui. Allora, faccio vedere 4 belle vignettine. Così. Sulla aspetta, Russia, però io questa che vedo, diciamo, in bassa frequenza. Ah no, eccola qua. Io però prima di mostrarmi le tue vignette, volevo sapere da caratterista, da vignettista, da come dire, persona, uomo intelligente quale sei, che fa satira, cosa ne pensi di quella vignetta pubblicata dal Fatto Quotidiano che ritraeva che aveva come protagonista la sorella di Giorgia Meloni? Ma la satira... Ecco, la vignetta è questa qua. La satira rimane sempre l'esagerazione di una notizia realmente accaduta, serve a fare riflettere. Io ho fatto anche una vignetta su questa vignetta, quindi figurati. Te la faccio anche vedere. Ok, vediamo. Polemiche di Lollobrigida su una vignetta. Ha ragione, in fondo la battuta era la sua. Insomma, la satira insomma è questa, no? Falcone, bisogna, come dire, accettarla. Diciamo sempre, io ho letto anche un'intervista, diciamo, al direttore di Charlie Hebdo, che sulla satira, insomma, e sulle vignette satiriche diciamo, ci ha perso anche qualche vita, qualche cronista ucciso appunto dai fondamentalisti islamici. Diciamo, è chiaramente difficile, no? Lo dico al sindaco, lo dico al professore Spagano, quando si è oggetto di satira, come dire, in qualche modo prenderla bene, però insomma non so fino a che punto si può accettare la satira. Questa è una domanda che faccio a tutti voi. Poc'anzi dicevamo una cosa, che la satira ha una sua, diciamo così, una sua utilità e una sua importanza se non trascende. La satira che trascende, che ha un fondo di volgare cattiveria, come quella vignetta fatta nei confronti della sorella del presidente Meloni, chiaramente è a mio avviso fortemente deprecabile, perché mina anche
come dire, Là non però soltanto- hanno detto l'oggetto non era la sorella, ovviamente era Lollobrigida. non c'è l'oggetto. dubbio, ma hanno voluto utilizzare Lollobrigida, il ministro, per colpire nell'intimo la sorella e la famiglia. E questa è una cosa di una gravità inaudita. Mi sarei aspettato, devo dire la verità, che lo stesso Fatto Quotidiano prendesse le distanze. Ha fatto però e poi- invece ha cercato... Il giorno dopo ha fatto una vignetta riparata, poi ha pubblicato ecco, le 14 anni perché di, ha 14 capito, anni di perché ha vignette capito, perché ha di Natangelo che diciamo, ha fatto, poi se l'è presa con tutti, quindi trasversalmente. Allora, siamo chiusi. Totò, dai, le vignette, che siamo veramente Allora, chiusi. sulla russa. ecco Sulla qui. russa. Insomma, chi sarebbero questi della banda musicale uccisa dai partigiani in via Rasella? Come chi sarebbero? I neri per caso. Ah, anche questa cattivissima. Altro? Ecco qua. A Giorgia non te viene da gridare solo a sentire la parola antifascismo. In effetti c'è una resistenza. Con la romanità. Faccio vedere l'ultima. Andiamo, l'ultima e poi chiudiamo e Che è la salutiamo. più cattiva di tutte. Vabbè, il 25 aprile la russa scappa a Paraga. E vabbè, è una liberazione anche questa. Anche questa, per il sindaco Naso che è di Paternò, la liberazione questa no. Ok, no. Allora, salutiamo, non so se c'è ancora collegato a Curzio Sabella, che saluto, ciao Curzio, eccolo qua. Buonasera a Non tutti, ti avevo ciao, più visto. grazie. Ciao Curzio, grazie per essere stato con noi. Insomma, serata. puntata anche questa frizzante. Grazie all'assessore Marco Falcone, Grazie a grazie al voi, sindaco di buonasera. Paternò Nino Naso, grazie al professore dell'economia delle istituzioni. istituzioni. Non mi viene mai questa cosa, il professore Salvo Spagano. Grazie. Buonasera. Grazie a tutti, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Anche oggi siamo andati lunghi. Ci scusiamo ovviamente, intanto prima con i nostri tecnici, poi insomma con i nostri telespettatori. L'appuntamento però è rinnovato la prossima settimana. Sempre qui, attenzione, grandi sorprese, non vi annuncio niente, ma ci sarà un ospite, donna, molto famosa, che in questo momento sta cavalcando tutti i sondaggi, che potrebbe prendere probabilmente la notorietà di Giorgia Meloni, sta dall'altro lato, non vi ho detto niente. La prossima settimana qui al Punto. Buonanotte a tutti.